Progetto per Nuoro contesta in una nota l'annuncio da parte del Comune di Nuoro di un taglio delle nuove indennità di funzione dei vertici dell'amministrazione comunale. Si tratta di un taglio del 30%, mentre si approva un aumento del 73%, contesta Progetto per Nuoro, che sottolinea come la comunicazione data nei giorni scorsi dallo stesso Comune, anche sui suoi canali social, sia in realtà fuorviante. Quella approvata a fine luglio dalla Giunta, segnala il movimento all'opposizione, non è la riduzione delle indennità, ma la riduzione di un aumento delle indennità previsto dalla Regione Sardegna con l'approvazione nel marzo del 2022 della legge di stabilità. L'indennità del sindaco passa da 3.904 euro mensili a 6.758, un aumento del 73,1%. Simili le percentuali di aumento delle indennità del vice sindaco, che passa da 2.928 a 5.078 euro, e di quelle degli assessori e del presidente del Consiglio Comunale, da 2.324 a 4.061 euro. Secondo il provvedimento approvato in Regione a marzo, le amministrazioni locali hanno la possibilità di rinunciare in tutto o in parte all'incremento delle indennità e il Comune di Nuoro legittimamente non vi ha rinunciato, ma si è limitato a ridurre l'aumento. Nulla di improprio. Progetto per Nuoro contesta però le modalità con cui il provvedimento è stato comunicato. Non si può e non si deve giocare con le parole per far intendere ai cittadini una non verità, dichiarano i rappresentanti di Progetto per Nuoro, che chiedono anche perché, se come afferma il sindaco, questa misura non peserà sulle casse comunali in quanto i relativi oneri sono coperti da un apposito stanziamento della Regione, si debba presentare ai nuoresi un'informazione fuorviante.